Ben ritrovati dalla redazione. Era ricercato da giorni, ieri è stato arrestato il complice della rapinatrice della sala slot di Via Giulia, è finito in manette dopo una caccia all'uomo iniziata lunedì, il giorno del raid. Il soggetto, un 42enne nato all'estero, è stato rintracciato dai carabinieri in un'abitazione di Via Orlandini a Trieste dopo 4 giorni di ricerche. L'uomo era stato identificato subito dopo il colpo, quando la sua complice era stata arrestata in flagranza nella sala slot Netwin Palace di Via Giulia. Mentre lei veniva ammanettata, lui era riuscito a scappare con gran parte della refurtiva, circa 1.000 euro prelevati poco prima dal fondo cassa. Un'altra lite in zona Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, conclusasi con un ferito e una denuncia. Il tutto amplificato dai fumi dell'alcol. È successo in piazza di Antonio Fonda Savio, tra piazza della Borsa e piazza dell'Unità d'Italia, alle 3 del mattino. Stando a quanto riferito alla polizia dalle persone presenti, un uomo ubriaco avrebbe spintonato il ferito e da questo sarebbe scaturita una colluttazione. I due si sarebbero quindi presi a schiaffi finché il ragazzo non è caduto a terra, perdendo conoscenza. L'uomo in stato di alterazione avrebbe quindi prestato le prime cure fino all'arrivo dell'ambulanza del 118. Sul posto è arrivata anche la polizia, che ha denunciato il presunto aggressore per lesioni personali. Se la sono cavata con ferite non gravi ai 3 occupanti di una Citroen C3 e di una Renault Scenic entrati in collisioni frontalmente in via Brassa, Gorizia. Sul posto il personale sanitario della Croce Verde Goriziana, una pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco. Ingenti danni alle vetture, tanti detriti e a terra. Per permettere ai soccorritori di lavorare agevolmente, via Italico Brassi è stata chiusa alle auto, con il traffico fatto defluire lungo strade alternative. I dispositivi di sicurezza delle 2 auto coinvolte hanno limitato le conseguenze per gli occupanti. Il caso di Liliana Ressinovic lunedì arriva in aula alle 9.30, verrà assunta la testimonianza di Claudio Sterpin in ordine ai fatti di omicidio per i quali si procede, così indicava la PM Ilaria Iozzi nella richiesta di incidente probatorio poi accolta dalla GIP Flavia Mangiante, nonché in generale in ordine ai rapporti intrattenuti dallo stesso con la vittima, i rapporti intercorsi tra lei e il marito Sebastiano Visentin e tra i coniugi e la loro cerchia di amici. Diamo uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo variabile sulla zona montana, da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa. Nel pomeriggio non si esclude qualche locale rovescio su Alpi e Prealpi Carniche, specie verso il Cadore. Fino alle ore centrali, bora moderata sulla fascia orientale e sulla costa, con raffiche anche sostenute a Trieste, poi Brezza. Temperature minime in pianura fra 19 e 22, le massime fra 30 e 32 gradi, sulla costa minime fra 22 e 24, le massime fra 28 e 31 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.